E riprendiamo la linea per concludere questo nostro capitolo dedicato alla tradizione e alla cultura contadina. Siamo alle Vigne di Sopra, questa azienda agricola che si chiama così perché le vigne ce le ha, io le sto guardando proprio davanti a me, tra l'altro siamo, dicevo, sulle colline faentine, Tebano, qui insomma la vita è davvero di casa, ma noi siamo invece a curiosare nella casa di Luigi Franzoni che adesso ci accompagna in altre sale, sedi, pezzi di mondo antico. Questo ad esempio è occupato Franzoni interamente da questo carro antichissimo. Questo carro, cioè Plaustro Romagnolo, datato 1898, costruito dai Bedeschi e pitturato dalla Maddalena Venturi, ha una storia che è dei genitori di mia mamma, che loro, essendo una grande famiglia, piano piano hanno dovuto andare via dal podere. Quindi mio babbo, che erano 3 fratelli e miravano andare in un podere più grande, sono subentrati. Quindi in quell'occasione parte da mia mamma hanno lasciato il plaustro e noi l'abbiamo contraccambiato con il biroccio, quello a 2 ruote. Uguale è stato con la tavola in casa. Loro avevano una tavola grande e noi gli abbiamo dato una tavola piccola. E così con altri attrezzi. E sopra vediamo forconi, zappe, badili, non so altro che dire, insomma, di tutto di più, insomma, con la ruggine del tempo e cosa si faceva con tutte queste cose? Lavori di campagna, ma anche lavori quotidiani. Allora, per curiosità, questi forcali qui, questo e questo qua, li avevano fatti apposta per quando mietevi a mano e facevi la manè e dopo qualche giorno pioveva, questi servivano per girare la manè, cioè il grano, che si asciugasse anche dal di sotto. E questo qui è sempre perché si sono studiati, inventati, cioè i contadini allora per non poterlo fare a mano, perché se lo facevi a mano ti dovevi piegare, cioè dopo... Allora, abbiamo citato il tavolo della cucina, io direi che proprio ci possiamo spostare direttamente verso la cucina, Gigi? Così andiamo a vedere, magari c'è anche qualche sdora che andiamo ad incontrare. Questo ci fa vedere quanto è composito anche tutto questo allestimento, perché stiamo andando insomma da una casa all'altra, è un piccolo borgo ricostruito. E adesso dicevo, qua entriamo nella cucina, dove tra l'altro ci stanno aspettando non una ma 2 sdore, quindi avremo modo di scoprire anche tantissime altre cose. Allora, chiudiamo questa bella porta così entriamo finalmente al caldo, visto questi giorni. E allora, dicevo, 2 sdore. Allora, qua dalla stufa, la cucina economica Irma, che è proprio la sdora di casa, è la moglie. Cosa sta facendo Irma? Cuocio per le volpine. Ah, perché è vero che voi avete anche i frutti dimenticati. Sì. Perché, vite, ma anche bellissimo, nel Sangiovese immagino. E invece Lea Gardi, che è l'intrusa, la sdora intrusa, ma non tanto, perché poi fa parte di questa bella associazione di lavoro dei contadini, sta attizzando il fuoco. Certo. Giorni freddi, quindi il fuoco fa compagnia e riscalda l'animo e il corpo. Mi sembra giusto, insieme al Sangiovese delle Volpine. Allora, Gigi, ci possiamo svestire, visto che qui il caldo l'abbiamo fatto. Ecco la capparella attaccata alla porta, che c'ha tutto, ecco io ci metto il mio, non è una capparella, non c'ha il pelo di coniglio, però insomma più o meno va bene lo stesso. Allora, questa è la tavola, ne parlavamo anche prima, cosa facciamo? Ci mettiamo qui? Ci possiamo mettere anche tutti, mettere a sedere. Oh, che bello! Al caldo e seduti, mi sembra la condizione ideale. Perché io evito di fare le scale, ma vedete che qui c'è anche il piano di sopra. Perché Gigi cosa ci ha messo di sopra? Praticamente tutto quello che c'era, il letto, il prete da mettere nel letto per scaldarlo con le braci, le cose dei bambini, l'arcolaio, c'è un po' tutto. Sì, ho cercato in una stanza di riassumere tutta l'attrezzatura che utilizzavano in casa,
i telai, tutte le colle, le asse dei formaggi, cioè tutti quei pezzi che si utilizzavano in casa. Poi c'è anche il letto, cioè dai scaldai, bucalà, Esatto, cioè tutti. Perché poi sarebbe bello raccontarli anche tutti in dialetto, questi oggetti. Sì, e varie cose che poi quando le vedi ti fanno ritornare, o guarda un po' una volta come facevano. Gigi, li ha mai contati gli oggetti che ha? No, Facciamo un inventario un giorno. perché c'è sempre qualche persona che, conoscendomi, oh, io nel posto di buttarli via, se te li do a te, gli facciamo fare un altro po' di vita. Allora, mi alzo perché insomma mi piace guardarmi attorno, ma le pere volpine ce le fate anche sentire? Oh, no, così per curiosità, perché volevo proprio con Lea, ci mettiamo qua a scaldarci proprio, a bruciarci addirittura. E, qual è la stagione in cui ci troviamo? Abbiamo superato i giorni della merla, quelli gelidi e grazie a Dio soleggiati. Abbiamo superato la Candelora, siamo in pieno carnevale. E allora qua, a proposito di carnevale, intanto si è apparecchiata la tavola, le pere volpine stanno cuocendo nel Sangiovese, qua c'è addirittura la polenta, ma Irma ci ha preparato un ben di Dio che caratterizza soprattutto la parte dolce del carnevale, perché i fritti e i dolcetti sono tipici. Cosa abbiamo preparato? Dunque, queste sono le tagliatelle caramellate, le raviole, i tortellini di Faenza, perché non sono chiamati sabadon questi, sono chiamati tortellini di San Lazzaro. E i sabadoni sono fatti con la saba? Sì, questi sono solo bagnati nella saba. Okay. Ecco, poi c'è la crostata e una torta di mandorle. Ecco, poi ha fatto le sue torte salate. Torte salate, questo è il cardo e questo è il radicchio. Ecco, quindi proprio le verdure di stagione. Sì, E poi dicevo, la polenta che sta cuocendo con sopra la pancetta, la coppa e il parmigiano. Parmigiano, sì. Ecco, proprio nella tipica stufa e quindi si cuoce proprio bene. Senta, le pere volpine nel Sangiovese. Allora, le pere volpine è un frutto che così non si può mangiare, ma se lo si tiene dentro al Sangiovese belle immerse, Si cuociono e diventano anche un po' caramellate, ecco. con la cannella, il chiodo di garofano e un po' di zucchero. E visto che tutte le volte sembra che sia solo io la mangiona e la bevona, vi voglio dimostrare con queste immagini che anche Davide mi fa compagnia e quindi non sono sola, anche perché ci sono Gigi e Irma, i nostri padroni di casa, i due ospiti Lea e Tonino. Insomma, a questo punto mi siedo con un bellissimo brindisi, perché questa è davvero la realtà più autentica della nostra campagna. Abbiamo raccontato quella di ieri, ma questa è una campagna che continua ed è questa la cosa bella che abbiamo voluto raccontarvi. Ci vediamo la prossima settimana, in sovrimpressione vedete tutto quanto, quindi noi adesso ci dedichiamo a polenta, a vino, sabadoni, tagliatelle, a festeggiare il nostro carnevale contadino. In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.